Il commissariato Lampedusa finisce al centro delle osservazioni del movimento dei poliziotti democratici e riformisti, che segnala varie criticità sul personale previsto per la nuova struttura nelle isole di Lampedusa e Linosa. Il segretario nazionale del sindacato Antonio Alletto interviene sulla bozza del decreto di apertura firmata dal capo della polizia Vittorio Pisani e chiede l'assegnazione ministeriale di 47 agenti, oltre alla garanzia di alloggi per il personale che al momento non risulterebbero disponibili. Il segretario Alletto dichiara che il sindacato ha esaminato il testo ma non può esprimere parere favorevole in assenza di un incremento formale dell'organico. Il rappresentante del movimento dei poliziotti democratici e riformisti giudica inaccettabile l'ipotesi di coprire il fabbisogno attraverso il trasferimento di agenti della questura di Agrigento, che secondo quanto riferito opererebbe già con numeri ridotti. Il sindacato nazionale evidenzia pertanto le ricadute personali sui poliziotti coinvolti, che dovrebbero allontanarsi dalle famiglie dopo anni di servizio sul territorio. Il segretario nazionale MP Alletto richiama anche l'attenzione sui tempi dell'iter amministrativo, sostiene di aver richiesto un esame congiunto della bozza, ma segnala ritardi nella convocazione da parte degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che per legge dovrebbero procedere al confronto. Secondo Alletto, questi rallentamenti rischiano di incidere su una fase delicata per l'organizzazione del presidio di polizia in un'area strategica come quella delle Isole Pelagie. Il sindacato pertanto sollecita un intervento del Ministero dell'Interno, sottolineando che l'efficienza di un presidio passa anche dal rispetto dei diritti dei poliziotti e delle loro famiglie. Il movimento Poliziotti Democratici ribadisce inoltre che continuerà a seguire l'evoluzione del provvedimento a tutela dei propri iscritti nell'ambito del confronto istituzionale.